Una nuova struttura per anziani verrà realizzata in città grazie ad un finanziamento regionale di 5.300.000 euro. Saranno così disponibili ulteriori 120 posti per anziani non autosufficienti, una nuova RSA, una casa di riposo che sarà realizzata nel quartiere Laghetto. Sarà possibile così dare risposte concrete ad una popolazione che invecchia. Attualmente sono 1.000 i soggetti in lista d'attesa nel Lusotto Berica. Negli ultimi 10 anni la popolazione nel Vicentino di cittadini che hanno superato gli 80 anni è del 30% in più. E quando si supera quell'età dei 30 anni di 80 anni si entra in una fragilità. Basta un niente per precipitare nella non autosufficienza e quindi occorre che il centro di servizi mantenga il più possibile l'autonomia, ma quando questa autonomia non c'è più, quando in casa non si può più restare, ci vuole una struttura. Non solo, grazie all'accordo regionale con il Comune e l'IPAB sarà possibile rimodulare le strutture esistenti in località San Pietro, come un social housing destinato ad anziani autosufficienti, e a ripensare a forme di residenzialità leggera, centri diurni e lo sviluppo della domiciliarità. Abbiamo presentato l'accordo tra gli enti, soprattutto mirando all'aspetto finanziario, perché una casa di riposo nuova, completa, costa non meno di 15 milioni di euro. La tappa più importante è l'avvio del project financing, che coinvolgerà anche i privati, perché per raggiungere quella cifra di 15 milioni avremo bisogno anche dei privati e quindi cercheremo di avviare le procedure previste dal codice degli appalti.